La sospensione della chiusura dello stabilimento dello Speedline è certamente una buona notizia. È un primo passo che è dovuto anche al grande impegno trasversale, alla grande mobilitazione che abbiamo attivato dal Parlamento ai sindacati e agli enti territoriali. Anche il senatore veneziano Ferrazzi si dice soddisfatto della decisione comunicata ieri dai vertici della Speedline durante il tavolo al Mise, rimandando temporaneamente la chiusura dello stabilimento, che sarebbe dovuta avvenire entro un anno con 605 dipendenti a rischio con il posto di lavoro. Non è un passo conclusivo e decisivo. Il prossimo tavolo riconvocato dal Ministero prima del Natale deve dare ulteriore rassicurazione. Il fatto che il CEO della Ronald si sia presentato al tavolo è positivo, era quanto di più scontato, avrebbe dovuto fare anche precedentemente, ma questo è stato fatto, ora guardiamo avanti. Ci sono le condizioni per un rilancio industriale, per la difesa di più di 700-800 posti di lavoro con l'indotto. Dobbiamo tutti fare fronte comune. Domani tutti a Santa Maria di Sara per dimostrare plasticamente che il territorio è vicino al lavoro, ai lavoratori e allo sviluppo del territorio. L'appuntamento cui sono invitati a prendere parte parlamentari, politici, ma non solo, sarà alle 11 a Villa Farsetti di Santa Maria di Sala.